Eccoci qua ragazzi, serata orata questa sera, incannata, questa è già la terza. Vediamo com'è qua. Questa mi ha dato una guarda, faccio vedere, belle orate, dai, belle orate. Questa sarà un 28 più o meno, questa sarà un 26 dentro qua. Aspetta, vedete ragazzi, una bella patacca. Bene, mangiamo. Aspetta che prima che questa, eccoci qua. Con la corbola, vediamo, sì, 26. Ne abbiamo preso un po', dai. Cos'è? 4, 5 orate fino adesso. Dai, si sta aprendo la serata interessante, dai, vediamo. Le esche. Allora stasera peschiamo con i bibi nostrani, ma specialmente con le corbole, perché mangiano più con le corbole pescate a mano circa 3 giorni fa. Le ho congelate e adesso funzionano, sono un po' morbide ma funzionano anche queste. Amo sempre da uno, rigorosamente da uno. E adesso vediamo, dai. Le nostre corbolette. Eccola ragazzi, alta orata. Eccoci qua, vediamo com'è. Sembra bella. Ah, pa questa. Oh, tieni, pa. Doppietta. Opla, eccole qua, un'altra bel papavero. Con la corbola. Eccoci qua, facciamo vedere, belle orate, ciccione. La corbola è micidiale. La corbola è micidiale ragazzi. Dai, serata divertente. Allora ragazzi, innesco della corbola, no, dalla coda, così si infila tutto l'amo e si esce dalla testa più o meno, così, vedete? Io tolgo queste due zampine in testa, un giro di elastico, vediamo come va. Ecco ragazzi, alta orata. Stasera abbiamo trovato la serata giusta. Carina. Questa l'abbiamo presa con il bibo.
Ok, via alla prossima. Sì. Eccola qua ragazzi, alta orata, bella, è bella, sì. Vediamo. Cicciona. Bella, ferma. Questa ragazzi sono le orate che dicevo io. Bellissima. Eccola qua. Vedete? Bene. Ragazzi, non faccio in tempo a filmare perché sono fulminee. Guardate che orata. Un'altra bella orata. Eccoci, alta orata. Piccola, piccola. Beh, confronto a quella di prima. Vieni qua. Vediamo che misura. Sì, sì. Altra orata. È sempre palabro e becco. Stiamo facendo quota stasera. Vediamo se continua così. Allora ragazzi, innesco del bibo. Allora si taglia un pezzo, si taglia, si infila la forbice e si taglia per fare una fettina. Io sono stato proprio scarso. Si infila l'amo qua, si infila a... Mio papà intanto prende le orate. Ok, orata bella. Questa ha mangiato tutto. Quella forbice. Ok, ce laviamo. Facci vedere papà. Sì, sì. Aspetta, ok. Ok, pezzo. Si taglia a metà e si fa la fettina. Una a te, una a me, guarda che tira in acqua. Ok. E si infila a fisarmonica. Ok, così e così, per fare questo lavoretto qua. E si lancia. Questa sono le orate. Ragazzi, non sto sedendo. Un'altra patacca di orata. Bellissimo. Sta attento. Sarà 7 etti, 8, 7-8 etti di orata. Queste sono le orate. Aspetta che... Attento, non ti casca un'acqua. Queste sono le orate. Ragazzi,
Guardate cosa ho preso con il guadino, un granchio reale, un granchio blu. Vediamo se riusciamo Beh, ve lo faccio vedere così, non vado in cerca di di beccarmi le mani, va. Guardate, ecco, mancava anche questo, preso con il guadino, nuotava a pelo d'acqua, robe da matti. Ecco, basta. Per questa sera abbiamo dato, vero? Arrivederci a tutti. Ecco, ci vediamo alla prossima e vi farò vedere le foto delle orate.